Amici di Wii Sport, ben trovati con la 25esima giornata del campionato allievi regionali. Il girone C ha già il suo campione, la prima in classifica matematica, il Città di Messina, dopo la vittoria, l'ennesima per 2-0 contro la Cirelai di una settimana fa. Affronta però in un derby parecchio caldo il Camaro, raggiunto dalla CR Messina in zona playoff, scavalcato dalla formazione giallorossa. Sono punti pesanti quelli in ballo al Marullo di Visconte quest'oggi. Amici della Wii Sport, vi diamo lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa del Camaro, che schierano Gabriele Alleruzzo, Monreale, Lembo, Raffa, Capilli, De Marco Giuseppe, De Marco Giovanni, Mento, De Luca, Rando e Zappalà. Dall'altra parte il Città di Messina con Merlino, De Marco, Puleio, La Fauci, Gulletta, Grasso, Andò, Dama, Spuria, Cafarella e Majorana. Non c'è turnover per mister Cosimini, che vuole onorare tutti gli impegni, vuole ammazzare definitivamente questo campionato. Siamo ai classici riti pre-partita e poi possiamo iniziare. Maglia gialla e pantaloncini blu per la formazione del Camaro, che attacca da sinistra verso destra, maglia bianca, inserti giallorossi per il Città. Colpo di testa di La Fauci, il pallone arriva a Majorana, prova ad allontanare in qualche modo la difesa del Camaro. Il pallone torna tra i piedi di Dama, che ci prova la conclusione dalla distanza da circa 30 metri. Prova a prendere la mira il numero 8. Poi c'è un calcio di punizione dalla lunghissima distanza, La Fauci mette in mezzo, forse c'è il tocco di Andò e arriva il gol dell'1-0 della Città di Messina. Amici di Wii Sport, subito dopo 3 minuti il vantaggio dei giallorossi. Noi avevamo visto il gol di La Fauci, poi a fine partita abbiamo scoperto che invece è arrivata la deviazione aerea di Andò. Festeggiano infatti insieme i due, si scambiano una stretta di mano. Città di Messina ancora in avanti, il lancio lungo, il pallone viene controllato malissimo da un difensore del Camaro. Il Città si distende sulla destra, Majorana prova a mettere il pallone dentro, para in presa bassa Alleruzzo. C'è solo una squadra in campo del Città di Messina, poche le sottili offensive da parte del Camaro. Qui sulla destra il pallone viene messo dentro in qualche modo, non ci arriva però il numero 9 De Luca. Rimessa laterale per il Città di Messina, tocca il pallone Spuria, lo tocca anche Dama, stop Cafarella e con il destro porta al raddoppio i suoi. Gran gol del capitano del Città di Messina, il numero 10, dopo 15 minuti porta al raddoppio i suoi. Città di Messina che non sembra voler risparmiare nulla agli avversari. C'è un calcio d'angolo da parte di La Fauci, pallone che viene messo dentro, Andò non ci arriva Spuria, che però con il destro non riesce a concretizzare nel gol del triplice vantaggio delle Città. Addirittura effettua il primo cambio il Camaro. Ci sta capendo davvero poco la formazione locale. Qui calcio d'angolo, sfiora ancora una volta il gol del 3-0 il Città, con Spuria che manda il pallone alto, poi il pallone è tra i piedi di Andò, che si guadagna un calcio di punizione sul punto di battuta. La Fauci, Spuria, Cafarella e Dama che vanno a parlicchiare un po'. Si attende il fischio dell'arbitro, parte Dama col destro, è un gol incredibile amici della Wii Sport. Che botta di Davide Dama, che toglie le ragnatele dall'incrocio di Alleruzzo e segna l'11ª marcatura stagionale dopo 20 minuti. È un derby senza storie quello del campionato allievi. Il Città di Messina sta asfaltando il Camaro, è arrivato anche il gol di uno degli uomini più rappresentativi della stagione, Davide Dama. Camaro che prova nuovamente a cercare qualche azione offensiva per disturbare la retroguardia giallorossa. Palla in avanti all'indirizzo di De Marco, che prova ad accentrarsi il suo sinistro, però è facile preda da parte di Merlino, che non ha alcun problema a far sua la sfera. Ancora Camaro in avanti, Grasso in qualche modo, Grasso una seconda volta, è perfetto il difensore di mister Cosimini, altro elemento che spicca in questa stagione del Città di Messina. Calcio di punizione da parte di Giovanni De Marco, il pallone viene messo dentro, spazza in qualche modo Merlino, che poi si ritrova il pallone lì. Ancora Città di Messina qui al rinvio, proprio con il estremo difensore. Finisce anche il primo tempo, duplice fischio da parte del direttore di gara, Cafarella, Andò e Dama. Città di Messina in vantaggio addirittura di 3 reti al Marullo di Visconte. Questa sconfitta potrebbe pesar caro in casa Camaro in vista della possibile fase playoff. Adesso nel secondo tempo qui c'è uno slalom da parte di un giocatore in maglia gialla, il pallone finisce sul fondo. Il tentativo è stato in questo caso da parte di Mento. Primo cambio dalle file del Città di Messina, infatti entra Battiato. Camaro che prova nuovamente a farsi vedere in avanti, ancora conclusione da parte di De Marco, il pallone però finisce fuori. Il numero 17 è uno dei pochi a crederci nei suoi. Poi La Fauci qui
fa lo slalom in mezzo ai giocatori del Camaro, non esce nessuno in marcatura, allora entra in area di rigore, ancora la Fauci, un paio di finte, prova a portarsi il pallone sul sinistro, respinto alla difesa nero-verde, palla all'indietro per Cordaro che finta il tiro con il destro e con lo stesso piede mette di poco al lato della porta, difesa da Leruzzo. Città di Messina che continua a distendersi in avanti meravigliosamente, qui Andò lascia passare il pallone per involarsi sul destro, bellissimo il dribbling a eludere l'intervento dell'avversario, palla dentro per Spuria, girata acrobatica, sfiora un poker clamoroso in Città di Messina. Rivediamo qui il dribbling da parte di Andò e la girata da parte di Spuria, mancherebbe il nome del numero 9 del Città nel tabellino dei marcatori. Bellissima azione del Città di Messina che continua qui ad attaccare, non sono sazi i ragazzi di mister Cosimini, ennesima prova di grande cattiveria, qui Cafarella ci prova dalla lunghissima distanza, sfiora solamente la traversa, non c'è partita al Marullo di Bisconte, continuano i cambi nelle file del Città, esce Dama ed entra Valerio Mangano, ancora in avanti gli uomini giallorossi, qui con il lancio con il contagiri da parte di La Fauci per Cafarella che entra in area di rigore e con il mancino fa 4-0, poker del Città di Messina, doppietta del proprio numero 10 e capitano Angelo Cafarella, vero trascinatore e leader di questa squadra. Al minuto 65 la partita è già in ghiaccio, una partita che però non sembra mai iniziata per il Camaro. Applaude anche il presidente Lorè giunto al Marullo di Bisconte. Camaro che ci prova su calcio di punizione, presa facile da parte di Merlino, in questo caso soltanto con i tiri da fermo ci sta provando la formazione locale. Standing ovation per Angelo Cafarella che esce tra gli applausi del Marullo di Bisconte, al suo posto entra Gennaro, ancora un calcio da fermo per la formazione padrone di casa, ancora con Giovanni De Marco, traversa per lui, il pallone rimane lì, riesce poi ad allontanare la difesa del Città di Messina. Ennesimo calcio da fermo, ci prova Giuseppe De Marco, il fratello, che mette il pallone in mezzo, ancora una volta in uscita è puntuale Fabrizio Merlino, esce anche Pietro Grasso ed entra Lopresti nelle fila della Città, ancora in avanti giallorossi, qui con il neoentrato Mangano che prova a rientrare sul sinistro, vede un compagno smarcato, si tratta di Spuria che prende la mira, ci prova con il destro, sfiora solamente il palo. Il neo capitano, dopo l'uscita di Cafarella, arriva anche il triplice fischio, ancora una vittoria, ancora una grandissima prestazione del Città di Messina che vince il derby contro il Camaro, addirittura per 4-0, festeggiano ancora quelli di mister Cosimini che adesso sono attesi dall'ultima giornata, quella contro la Junior Acireale prima della fase playoff. Un cordiale saluto amici della Wii Sport da Antonio Caroè e alla prossima.